colpo da 600.000 euro alla pelletteria Artigiani Veneziani di Fossò nel 2024, sgominata dai carabinieri la banda specializzata nei colpi ai poli logistici, arrestati 8 uomini di origine rumena. Alex Marangon, depositate le consulenze mediche e cinematiche sulla tragedia del giugno 2024, l'avvocato Tigani, accaduto qualcosa di diverso, servono approfondimenti. Moto ondoso a Venezia, incidente sfiorato con una gondola in bacino San Marco a causa dell'alta velocità con la congestione dei mezzi acquei, scatta l'appello dell'associazione gondolieri. Presentato a Palazzo Ferrofini il docufilm che racconta la battaglia del bassanese Stefano Geller e affronta il tema del fine vita, Zaia serve una legge chiara. Case di comunità, il 30 giugno scade il termine fissato dal decreto per la ridefinizione dei nuovi modelli per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. In campo San Tomà il sit-in dei comitati veneziani. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con un'operazione dei carabinieri che hanno sgominato una banda specializzata in furti ai poli logistici. Colpirono nel 2024 a Fossò un colpo che fruttò ben 600.000 euro. Maxi operazione dei carabinieri tra Veneto e Lombardia dopo il furto da 600.000 euro ai danni della pelletteria Artigiani Veneziani di Fossò. 8 cittadini rumeni sono stati arrestati, mentre altre 11 persone risultano indagate per associazione a delinquere, furto aggravato e ricettazione. Le indagini sono partite dal colpo messo a segno nella notte del 27 aprile 2024 nello stabilimento della Riviera del Brenta. I malviventi avevano sfondato il portone dell'azienda utilizzando un furgone come ariete, riuscendo a rubare borse e articoli di lusso per un valore superiore a 600.000 euro. L'inchiesta, coordinata dai Carabinieri di Venezia con il supporto dei militari di Milano, ha permesso di scoprire un'organizzazione attiva tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, specializzata in assalti ad autotrasporti, poli logistici e scali ferroviari. La banda aveva la propria base operativa negli scantinati di un complesso residenziale di Milano, dove gli investigatori hanno recuperato la refurtiva per oltre 550.000 euro tra elettrodomestici, computer, cosmetici e calzature destinati alla ricettazione. Per gli indagati sono state disposte misure cautelari tra arresti domiciliari, obblighi di dimora e obblighi di firma. Un componente del gruppo risulta al momento irreperibile. Il caso di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, potrebbe essere stato aggredito sulla mano sinistra, c'è una ferita da difesa, sono state depositate le perizie mediche cinematiche dei consulenti della famiglia. Il tragico volo nel vuoto dal terrazzo dell'abbazia di Vidor dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, compresa l'ayahuasca, non ha mai convinto la famiglia di Alex Marangon, e le perizie mediche e cinematiche dei consulenti nominati dai genitori del 25enne morto dopo un rito sciamanico confermerebbero i loro dubbi. Non si esclude infatti il coinvolgimento di terze persone, l'ipotesi è quella di un'aggressione, la dinamica va rivista, dicono i legali. Le lesioni riscontrate sul corpo di Alex, quelle che sono state riscontrate, non sono, ad avviso dei nostri consulenti, compatibili con una mera caduta da un'altezza, quella che conosciamo, dell'abbazia di Vidor, soprattutto in assenza di segni di passaggio attraverso gli arbusti. Poi vi è una strana lesione anche alla mano che andrebbe riesaminata, che potrebbe essere compatibile con una lesione da difesa. Si mette anche in dubbio poi l'attendibilità dei partecipanti, ma soprattutto le dichiarazioni che avevano rilasciato ai carabinieri. Siamo riusciti a completare questo quadro, a maggior ragione una volta ricevuti gli accertamenti tossicologici che ci parlano di una situazione che non poteva certo essere considerata come attendibile. Parlo delle dichiarazioni di chi era presente, proprio per la questione dell'assunzione della sostanza stupefacente. L'analisi sul capello dei partecipanti al rito sciamanico aveva rivelato che 16 persone su 17 avevano assunto l'ayahuasca, 7 di loro anche la cocaina. Quindi su questo noi chiediamo chiarezza, lo abbiamo fatto come sempre in punta di piedi, nel rispetto di tutti, però credo che
la famiglia Marangon abbia diritto di avere una verità certa su quella che può essere la causa della morte dell'amato Alex. Al momento è aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato e cessione di stupefacenti a carico degli organizzatori della serata, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, la moglie del proprietario dell'abbazia Alexandra de Sacco, e i 2 curanderos colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo, spariti dal luogo della tragedia prima dell'arrivo dei carabinieri. Un dodicenne veneziano, alunno di seconda media al Lido, è ricoverato in coma farmacologico e prognosi riservata a Roma dopo essere caduto dal balcone di un albergo dove alloggiava con i compagni di classe. Durante una gita scolastica non sarebbe in pericolo di vita. Chiaramente vi daremo ulteriori aggiornamenti su questa notizia nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Parliamo adesso di Moto Ondoso Venezia, incidente sfiorato con una gondola in bacino San Marco. Scatta l'appello dell'Associazione dei Gondolieri. Tecnicamente la gondola stava andando addosso alle altre, cioè si stava appoggiando addosso alle altre gondole, non si stava rovesciando. È stato bravo il gondoliere che è riuscito con una manovra repentina a riportarla, insomma, lontana dall'eventuale impatto. Ennesimo incidente sfiorato lo scorso fine settimana in bacino San Marco a Venezia con una gondola in forte difficoltà a causa del moto ondoso creato da una barca a motore che viaggiava a tutta velocità a poca distanza dal Barcavelox, come evidenziato dal video. In effetti è stato un fine settimana decisamente caotico e impegnativo a causa della concentrazione di più eventi in contemporanea. Promozione in Serie A del Venezia Calcio e avvio della Biennale in primis. Con un arrivo di turismo rivolto alla Biennale importante, probabilmente sì, comunque questo non deve giustificare e non giustifica il fatto che la città deve essere trattata così e la sicurezza delle barche deve essere messa in grande difficoltà. Non si può aspettare che accada qualcosa di irreparabile. Il bacino San Marco, con il Canal Grande, in particolare la Giudecca, sempre più congestionati, con la convivenza tra gondole, taxi, vaporetti e mezzi veloci che diventa ogni giorno più complicata, spiega Balbi. Per non distruggere la città, di rispettare i limiti di velocità. E poi c'è, che non è meno importante, il discorso sicurezza che riguarda tutte le imbarcazioni, non solo le imbarcazioni a remi ma anche le imbarcazioni dei diportisti che magari girano per la laguna. I dubbi e le criticità legati all'aumento del traffico acquaveloce in laguna nonostante il Barcavelox. La cosa da dire è sensibilizzare chi va in barca a motore che vada più piano, che rispetta i limiti di velocità, perché comunque se non ha a cuore la sicurezza delle altre imbarcazioni deve avere comunque a cuore la nostra città. Moto ondoso che è inevitabilmente tema di campagna elettorale, così il Movimento 5 Stelle. Il moto ondoso non mette a rischio solo la sicurezza della navigazione ma anche l'equilibrio ambientale della laguna. Tra erosione delle barene, danni alle rive e alterazione dell'ecosistema veneziano. Così il Movimento 5 Stelle, in appoggio ad Andrea Martella, con la biologa candidata per le prossime amministrative Paola Peresin. È dalla riforma costituzionale del 2022 che il Movimento 5 Stelle è stato il motore attivo di introduzioni di parole come ambiente, biodiversità, animali ed ecosistema. E questo non è stato un atto formale, ma è stato effettivamente il fondamento per politiche pratiche. La Laguna di Venezia così non sarà più uno scenario, ma sarà effettivamente il luogo per occuparcene dal punto di vista della fragilità del suo ecosistema. Con le onde sempre più invasive di una città che combatte anche con il mare che sale. Parole di un'altra candidata, l'esperta per i problemi della laguna, Andreina Zitelli. L'innalzamento del livello del mare che costringe la chiusura del Mose è sempre più frequente. Il problema della compatibilità tra queste chiusure e l'attività portuale che è destinata a declinare se non si trova la soluzione fuori dalla laguna, come dice anche la legge dei decreti Draghi. Presentato a Palazzo Ferrofini il docufilm che racconta la battaglia del bassanese Stefano Geller e affronta il tema del fine vita.
Alexa, vado a fare una passeggiata. E se prendi il coronavirus muori. Non azzardate ad uscire con il nero. Terribile Alexa, mi ha riproverato. Inizia così il docufilm di Massimiliano Fumagalli, Lasciatemi morire ridendo, che racconta la storia del bassanese Stefano Geller, morto a febbraio 2024 all'età di 50 anni per i danni provocati dalla distrofia muscolare. Il docufilm, presentato a Palazzo Ferrofini dal presidente del Consiglio regionale Zaia e dalla consigliera regionale Ostanel, affronta il tema del fine vita per cui Geller si è battuto a lungo. Presente la sorella Cristina, che porta avanti la sua battaglia. Sicuramente una legge riuscirebbe a regolamentare i tempi certi e velocizzare un po' il tutto. Io spero che questo docufilm serva appunto per chiarire le idee e per far ragionare meglio la gente sulle problematiche, insomma, delle certe malattie che hanno le persone. Zaia ha definito il tema del fine vita una delle più grandi ipocrisie del nostro paese. Malato terminale che ha 4 caratteristiche: diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e capace di intendere e volere. Con queste 4 caratteristiche ed essere malato terminale può chiedere alla sua ULSS di avere la gestione del suo fine vita. Punto. Questo esiste in Italia. Stiamo gestendo il fine vita in Italia con una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e qualcuno vuol far credere che non ci sia il fine vita. Invece il fine vita c'è ed ha bisogno non di una gestione attraverso una sentenza ma attraverso una legge che il Parlamento deve prima o poi fare. Però prima delle nostre posizioni, di noi che siamo i votanti, ci sono quelle dei cittadini, i cittadini che chiedono di poter avere non limitazione della libertà nella loro scelta personale e non tolgono libertà agli altri. Un concetto su cui Geller si è sempre battuto, come ha ricordato la consigliera Ostanel. Le sue parole erano chiarissime, diceva alle persone contrarie o dubbiose: io non tolgo a te un diritto, semplicemente permetto a chi lo vuole quel diritto di averlo. E aggiunge: dopo la bocciatura per un sol voto nella scorsa legislatura, chiediamo che in questa legislatura invece il Veneto si doti di una norma sul suicidio medicalmente assistito degna di questo nome. Ostanel ha poi commentato la proposta normativa sul fine vita che giace in Senato e che andrebbe migliorata in 3 punti, dando più centralità al medico curante, rafforzando le cure palliative e garantendo tempi certi. Sono fondamentali perché un accesso agli atti che avevo fatto la scorsa legislatura dimostrava che in alcuni casi i pazienti purtroppo morivano prima di avere una risposta. Parliamo di case di comunità, il fronte caldo, le scadenze imminenti in Campo San Tomà, il sit-in dei comitati veneziani. Alla Regione, all'assessore chiediamo immediatamente un incontro per verificare se è in atto un piano che ci permette di attivare queste case della comunità. Preoccupazione da parte dei comitati per il termine fissato dal decreto 77 del 2022 che prevede entro fine giugno la ridefinizione dei nuovi modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale anche con fondi europei del PNRR. Entro il 30 giugno sicuramente avremo le 95 case della comunità. Purtroppo all'interno di queste mura mancano il personale. Secondo i report di Agenes e Regis, piattaforma della Ragioneria dello Stato, non ci sarà il personale necessario a dare assistenza 24 ore su 24 nelle case di comunità. Ad allarmare i comitati proprio il nodo del personale. La mancanza cronica dei medici di medicina generale, ma non solo, anche i medici specialisti. Il timore più grande è quello di aver speso 240 milioni di euro inutilmente, perché sicuramente si prospetta un futuro con gli stessi servizi che c'erano prima all'interno delle varie sedi distrettuali socio-sanitarie. In Campo San Tomà, a pochi passi da Palazzo Balbi, il sit-in dei comitati veronesi e veneziani. Il focus è proprio sulla città lagunare che conta una popolazione sempre più anziana e bisognosa di cure vicino a casa. È quella
quella più sacrificata rispetto al fatto che una persona anziana che vive soprattutto nella Venezia insulare, 35%, il 40-50% di essi purtroppo vive da soli. Ritorniamo alla politica e alle amministrative con l'intervento di Luigi Corò, candidato sindaco della Civica Futuro per Venezia Mestre. La sua proposta contro spaccio e criminalità: murare i cosiddetti buchi neri della città. Ci vogliamo un attimo identificare come il terzo polo, quel polo che non accetta la metodologia con cui si è governato non solo negli ultimi 10 anni con il centrodestra, ma pure prima con l'amministrazione Orsolini. Quindi attendiamo l'esito. Noi ci mettiamo a disposizione. Noi vogliamo essere quella possibile alternativa, quell'alternativa pulita, quell'alternativa che crede nei valori che hanno fatto grande la nostra terra. Ecco, vorrei ricordare che se la nostra terra è così ambita da richiamare persone, cittadini da tutto il mondo, è perché abbiamo una storia, abbiamo una cultura. Così Luigi Corò, candidato sindaco di Venezia con la lista civica Futuro per Venezia Mestre, collegata a Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. Rilancia uno dei punti centrali del suo programma per le amministrative, il contrasto allo spaccio e alla criminalità. Corò propone un intervento mirato sui cosiddetti buchi neri della città, ovvero edifici, magazzini e capannoni abbandonati in stato di degrado che, secondo il candidato, diventerebbero rifugi per spacciatori e soggetti ricercati. L'idea è quella di intervenire anche con la chiusura fisica degli immobili attraverso la muratura degli accessi da parte dei proprietari per impedirne l'utilizzo come nascondigli e basi di attività illegali. C'è bisogno di un'attività di contrasto seria che passa anche per la chiusura di tutti i covi. Noi purtroppo abbiamo tutta una serie di strutture, edifici abbandonati che diventano covo per chi delinque. C'è bisogno di chiuderli e di imporre alla proprietà di questi la vigilanza, altrimenti li si deve portare in tribunale, perché non è possibile che un qualsiasi soggetto permetta a delinquenti di poter avere il loro covo ed essere di danno per la collettività intera. A poco serve l'unità in divisa con l'auto di servizio, perché viene immediatamente vista e di conseguenza vengono allertati tutti gli spacciatori. Matteo Secchi è invece candidato alle prossime elezioni con Venezia è tua, una scelta per portare in Consiglio Comunale le battaglie condotte in questi decenni attraverso il portale venezia.com. Mi spiegate perché tutto il centrodestra è dalla parte dove passa la gente qui in Campo Sant'Angelo, mentre il centrosinistra è messo dietro dove non passa un cazzo di nessuno? La domanda se l'è posta Matteo Secchi, candidato alle elezioni comunali con Venezia è tua, perché è un caso piuttosto singolare quello dei tabelloni per le affissioni elettorali a Sant'Angelo. Gli spazi verso il campo, cioè dove passa la gente, sono assegnati al centrodestra, quelli verso il muro al centrosinistra. Matteo Secchi si è distinto in questi anni per le tante battaglie condotte per la città con Venezia.com, assieme a una denuncia dei problemi più drammatici come lo spopolamento, che è riuscito ad estendere ad un ambito internazionale. Dopo 20 anni di attivismo e impegno civico ho creduto di cambiare strategia e trovare altre soluzioni per essere utile alla mia città. Per oltre 2 decenni Matteo Secchi è stato tra coloro che hanno denunciato con più forza i drammi di Venezia, dalla scomparsa dei residenti con un corteo funebre acqueo e polemica deposizione di una bara davanti a Ca' Farsetti, alla svendita della città al turismo di massa, coniando il celebre Benvenuti a Veniceland, con tanto di finto botteghino per l'acquisto dei biglietti d'ingresso, 14 anni prima che col contributo d'accesso lo facessero davvero. Il programma di Venezia è tua è molto ampio e variegato, ma le mie priorità a livello personale sono lo statuto speciale, che poi va
ad influenzare positivamente tutte le altre tematiche, residenza e lavoro collegati, la gestione dei flussi turistici e poi la sicurezza, soprattutto in terraferma. Secchi non ha mai fatto sconti a nessuno e ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Sostengo Andrea Martella perché credo che sia una persona molto competente e poi per le sue connessioni con l'ambiente romano, visto che Venezia non ha mai avuto delle forti presenze a Roma. E credo che a Venturini andrebbe bene fare un po' di opposizione, visto che nel suo passato politico è sempre stato in maggioranza anche quando militava nel centro-sinistra. Come centro-sinistra? Venturini era un consigliere comunale di centro-sinistra che sosteneva la giunta di centro-sinistra di Giorgio Orsoni. E da Venezia è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.